e guardate, quando dico tutte vuol dire che siamo un elemento di unità e di coesione, vogliamo che veramente tutte le persone che pensano che in Sardegna ci sia la possibilità di cambiare pagina, di svoltare e di esaltare quelle che sono veramente le nostre risorse, le nostre capacità, siano molti. Facciamo in modo che anche attraverso questo strumento, anche attraverso la CSS, questo grido sia veramente un grido che unifica tutto il popolo sardo. Adesso ho l'onore di chiamare alla presidenza il rappresentante del sindacato valdostano, il sindacato che è il nostro fratello e che ha un ruolo importante perché rappresenta la commissione internazionale, dove anche la CSS è presente, di tutti i sindacati delle nazioni senza Stato. Eravamo riuniti da poco, il 6 di febbraio ad Aosta, e lì è stata rinnovata la commissione e quindi lui vi dirà, quindi Guido Corniolo della scuola, Alessia De Me, Francesco Casula, che è stato il secondo segretario generale della Confederazione Sindacale, che ha un ruolo importante in questa nota, perché la seconda parte sarà dedicata alla memoria del nostro fondatore, del primo segretario generale della Confederazione Sindacale Sarda, Eliseo Spiga, che ci ha lasciato del 2009. E poi vorrei qui al tavolo anche il professor Contu, che è l'autore del libro che poi vi verrà distribuito pian piano. Poi avrò l'onore di chiamare al podio per un breve saluto e diciamo che vogliamo mantenere questo ritmo di festa, quindi pregherei anche le persone che devono portare il saluto di capire, ecco, che non è un dibattito, che non è, che vogliamo dargli questa leggerezza, e comunque ho l'onore di avere qui presente il segretario nazionale del Partito Sardo d'Azione, l'avvocato Giovanni nazionale della Sardegna Nazione, ho visto Gabino Sale, che pregherei di venire qui come ospite importante, ci raggiungerà perché l'ho visto che stava venendo, e poi man mano darci gli auguri, diciamo così, che le persone che interverranno ci daranno gli auguri. Adesso volevo dare sempre il suono di leggerezza prima che intervenga Guido, ci regala una canzone Franco Madau, che parlerà a nome della piattaforma di tutti i sindacati